Tragedia sfiorata in una delle strade più pericolose di Agrigento, via Poggio Mucello. Un percorso di quasi 1 chilometro che congiunge il villaggio Mosè con la via Cavaleri Magazzeni, una strada praticamente ad una sola corsia che rende complicato il passaggio dei mezzi durante il percorso in doppio senso di circolazione a rischio incidenti, cosa che è avvenuta stamane quando poco dopo le 12 un camion cassonato carico di materiale di risulta, probabilmente a causa di un malfunzionamento dei freni, è giunto a tutta velocità in via Cavaleri Magazzeni, travolgendo un motociclo che sopraggiungeva in quel momento. Il pesante mezzo ha finito la folle corsa sfondando il muro di recinzione di un'abitazione. Il materiale di risulta si è completamente rovesciato sul manto stradale. Sia il conducente del mezzo a due ruote, un tecnico di fisioterapia, che quello del mezzo pesante sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118. Il primo non ha miracolosamente riportato gravi conseguenze, solo qualche scoriazione, mentre il camionista ha riportato la frattura ad una gamba. Sul posto sono rimasti a lavorare per alcune ore i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale per i rilievi, che stabiliranno se il motivo dell'agghiacciante impatto è da addebitare esclusivamente al guasto meccanico ai freni del mezzo. Insomma, si sono vissuti davvero momenti di paura. A memoria, quello di oggi è il primo incidente grave che si verifica lungo la discesa di via Poggio Mucello. Per fortuna, vista l'entità dello scontro, alla fine si può davvero parlare di tragedia della strada evitata.